Buongiorno a tutti. Quindi a me è stato affidato il compito di delineare un po' il quadro macroeconomico nel quale diciamo, si vuole analizzare questa situazione della finanza e della fiscalità in Italia e in Sardegna. Siccome le notizie si accavallano giorno per giorno, ormai siamo tempestati dall'aggravarsi della crisi con notizie spesso contraddittorie, io cercherò di selezionare solo alcuni elementi di riflessione che a mio avviso sono importanti in questo momento. Primo elemento, partiamo da novembre del 2011, il momento in cui c'è stato il cambio del governo e che l'Italia all'improvviso si è trovata davanti al baratro, come si legge. Per diverse settimane abbiamo stentato a capire che cos'era questo baratro. Adesso si è capito chiaramente che era l'incapacità a pagare praticamente gli stipendi, le pensioni, i debiti dello Stato, per la incombente difficoltà a rinnovare i titoli di Stato che erano in scadenza. Oggi sappiamo che lo Stato aveva accumulato debiti per 100 miliardi nei confronti delle imprese e nei confronti del credito dei contribuenti. Tutto questo avveniva dopo una brutale azione nel campo della riscossione che aveva caratterizzato i 2 anni precedenti e che aveva colpito, spesso messo in ginocchio soprattutto le piccole imprese, senza che ci fosse, a mio avviso, una sufficiente presa di coscienza da parte dei partiti politici stessi. Cioè, secondo me, la politica ha stentato molto a capire quello che stava avvenendo nei confronti delle imprese e addirittura fino a qualche settimana fa, secondo me, sia i giornalisti che i politici intervenivano in alcune trasmissioni confondendo il problema dell'evasione con quello della riscossione e quasi plaudendo a questi meccanismi di aggressione che invece erano vissuti in maniera drammatica già dalla piccola impresa e dall'artigianato da parecchio tempo. Questo è il quadro, secondo me, che dobbiamo tenere presente, anche cercando di dare un quadro macroeconomico per capire quale sia il collegamento strettissimo con le sofferenze delle persone e del sistema economico. In questi giorni stiamo assistendo alla erogazione di enormi quantità di moneta da parte della Banca Centrale, impensabili fino a qualche mese fa o qualche settimana fa, che praticamente servono a prevenire un eventuale tracollo del sistema finanziario. Le banche hanno in scadenza enormi quantità di titoli emessi dalle banche stesse, per rinnovarli sono in concorrenza con i titoli dello Stato, le banche soffrono di un rientro dal debito con parecchio insoluto e appunto le emissioni che sono costrette, le emissioni dello Stato sono in forte competizione con le nuove emissioni e poi tendono ad alzare i tassi di interesse per le altre remunerazioni che hanno i titoli di Stato. Quello che sta emergendo però in quest'ultima settimana è la mancanza dei depositi. Cioè la novità di queste ultime settimane è che la gente, diciamo i imprenditori e le famiglie, non incrementano più i loro depositi. Questo a causa dell'aggravarsi, dell'accumularsi della crisi, e quindi tutto questo ha reso estremamente difficile il credito alle imprese. La parola d'ordine ambigua che il governatore della Banca d'Italia ha usato in nel suo ultimo intervento è appunto quello che le banche devono saper fare il credito e a questo scopo devono selezionare con le imprese sane, che
tradotto nel linguaggio del singolo istituto bancario significa ridurre molto il credito, cioè selezionare e non correre rischi. E qui il problema, secondo me, a questo punto, ovviamente io sto andando per larghi tratti e saltando alcune mediazioni pure importanti, però quello che va capito secondo me in questo momento è che la selezione in realtà le banche non la stanno facendo, le banche non la stanno già facendo più perché non hanno soldi, ed è vero, le banche non hanno soldi perché non si fidano l'una dell'altra e quindi hanno paura di rimanere senza liquidità. Le banche iniziano a selezionare perché è iniziata la recessione nell'economia reale, cioè non è che tutto quello che è capitato non ha avuto effetti e quindi a un certo punto, come dire, facciamo finta di niente e ripartiamo. Non è così, cioè quello che è capitato nel sistema finanziario ha profondamente inciso nel sistema reale del nostro paese e si è avviata la recessione, che oggi è stata riconosciuta ufficialmente in base ai dati statistici, cioè l'Italia è tecnicamente in recessione, con un incremento notevolissimo della disoccupazione, e quindi diciamo da questo momento si sta avviando, purtroppo si sta avviando la crisi come tradizionalmente la conosciamo, cioè che il calo della domanda inizia a mettere in crisi il sistema reale delle imprese. E quindi questo secondo me è il punto che va tenuto presente, cioè noi abbiamo il sistema finanziario ha affrontato fino adesso una gravissima crisi finanziaria. Questa crisi finanziaria aveva prodotto una crisi economica 2 anni fa, sembrava che fossimo usciti dalla crisi economica, c'è stata una ripresa, oggi siamo in recessione. E questo serve secondo me per valutare le misure di politica economica che sono state proposte prima e che ci verranno proposte nei prossimi mesi. Dietro questa problematica qui non bisogna mai dimenticare che non è mai stata risolta la crisi del sistema finanziario mondiale. Questa è una cosa che molte volte si dimentica, però in realtà è sempre lì che incombe, cioè il volume della finanza mondiale sappiamo che è circa 10 volte il prodotto interno lordo del mondo. Dal 2008-2009, anni della crisi, si era ridotto, ma adesso è sullo stesso volume e comprende tutto il sistema finanziario, le assicurazioni, cioè comprende tantissimi settori sani dell'economia finanziaria, ma comprende anche tutta una serie di attivi, di asset che in realtà sono inattendibili, che non sono realizzabili e che il sistema finanziario aveva bisogno di espurgare piano piano per evitare il fallimento delle banche stesse a livello mondiale, e quindi questa crisi finanziaria perché non esplodesse tutta in un colpo si trascina e condiziona il rapporto tra finanza ed economia reale, ovvero tra banca e impresa, perché ripeto, ancora in questi ultimi mesi le banche italiane si trovano con preoccupazioni di liquidità e quindi ovviamente rinunciano a fare quello che è il loro mestiere, il loro uso principale, cioè finanziare le imprese. Adesso, fatto questo quadro molto sinteticamente, cerchiamo di capire un'altra realtà che incide sul sistema reale dell'economia, e per questo faccio un brevissimo ritorno indietro storico, diciamo al 92-93, quando ci fu la crisi della lira.
l'Italia partecipava a un sistema di cambi fissi, cioè le monete avevano nomi diversi ma erano collegate una all'altra con piccolissime, con ristrette bande di variazione, e a un certo punto questi cambi fissi sono entrati in contraddizione con la capacità del sistema Italia di esportare, di stare sul mercato in maniera competitiva. L'Italia fece di tutto per resistere, perché si era già in una prospettiva di moneta unica, erano già stati fatti gli accordi di Maastricht, e quindi l'Italia cercò di resistere, però nonostante tutto fu costretta a una svalutazione. La svalutazione durò, questa svalutazione si protrasse per 6-7 anni, la lira fu svalutata del 50%, e in quegli anni sostanzialmente il sistema Italia ha ripreso ad esportare, cioè ha potuto vivere grazie a questa svalutazione. Le svalutazioni qualcheduno sempre le paga, in qualche modo poi cadono sulle imprese, poi cadono sui lavoratori, però consentono di lavorare. In mancanza di quella svalutazione non si è competitivi e non si lavora, quindi si chiude. Mentre capitava questo, cioè mentre il sistema campava per effetto della svalutazione, lo Stato cercava di raggiungere i parametri che gli consentissero di stare dentro Maastricht, cioè di stare dentro al debito pubblico del 60% e del deficit annuale del 3%. E se voi vi ricordate, nel 97 nel nostro territorio ci fu una 93-94 una riduzione incredibile del numero di fallimenti, perché in realtà il sistema, cioè lo Stato, pur di raggiungere quei parametri, faceva mancare spesso la liquidità al sistema, e quindi già in quell'epoca praticamente il rapporto con lo Stato era molto difficile. Va bene, adesso noi ci dobbiamo ricordare che viviamo in un territorio già in crisi dagli anni 80, che non è mai uscito da quella crisi, e quindi dobbiamo contestualizzare questi cicli all'interno di questa situazione strutturale di un territorio in crisi, che peraltro, essendo in crisi, determina anche crolli meno improvvisi, cioè noi abbiamo un'economia che tende, secondo me, quasi a estinguersi ormai. Ho citato questo perché chi avesse letto un qualunque manuale di economia di quegli anni, e io ne ho portato uno molto divulgativo in quell'epoca, il manuale di Forte, Politica Economica, avrebbe appreso che ovviamente una moneta unica non era possibile farla se non in presenza di bilanci unici tra gli Stati, cioè in sostanza, non lo leggo ma il ragionamento è questo, è pericolosissimo che gli Stati abbandonino tutti quegli strumenti di politica economica che servono a contrastare l'andamento del ciclo e a sostenere praticamente la produzione e l'occupazione, e quindi questo impedisce che si possa creare una moneta unica, salvo che questa moneta unica in qualche modo non si inventi degli strumenti analoghi. Questo per dire, questo è un manuale degli anni 70 e questa è un'affermazione lapidaria, cioè qualunque studente si fosse presentato a un esame di economia 1, diciamo, di fronte a una domanda del genere, questo doveva rispondere. E invece praticamente si è costruito l'euro, che è una moneta unica, che oggi tutti riconoscono che, ma non da molto, è solo qualche mese che lo riconoscono, tutti riconoscono che aver fatto la moneta unica senza avere creato le istituzioni che gestiscono la politica economica è stato un grave errore, e quindi gente molto rappresentativa a livello europeo fa dichiarazioni del tipo: se non facciamo questo l'euro fallirà, se non facciamo, cioè anche abbastanza come dire, affermazioni forti, come dire, dopo 15 anni e dopo 10 anni che l'euro esiste, più di 10 anni che esiste proprio come moneta unica,
fare queste affermazioni lascia un po' perplessi, cioè ci potevamo pensare anche prima a fare questo, no? E questo, diciamo che oggi noi ci troviamo a fare i conti con le problematiche che derivano dalla gestione della moneta unica. Quando sto raggiungendo il capolavoro, quanto? Su questo punto, quando per esempio si dice che la Grecia ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, facendo intendere che ci sono stati anche dei trucchi contabili, che sono tutte cose strane, che non dovevano capitare, insomma, che vengono tutte invece addebitate al singolo paese. Vivere al di sopra delle possibilità non vuol dire tanto, o non vuol dire solo che in effetti degli stipendi pubblici pagati in Grecia erano superiori a quelli italiani e ci ha lasciato tutti molto perplessi, ma vivere al di sopra delle possibilità vuol dire che uno Stato debole non può vivere con una moneta forte. Questo è il punto. Questa è la lezione forse che richiamava, nel senso che queste sono condizioni di economia monetaria che esistono da centinaia di anni, insomma, cioè che quindi sono sempre esistiti dei meccanismi automatici che ove la moneta, ove la produttività del sistema fosse bassa, non potevi avere una moneta forte. Il fatto di avere ingabbiato 27 nazioni con economie assolutamente diverse in un'unica moneta molto forte, per la quale l'unica nazione abituata a lavorarci era la Germania, perché la Germania ha avuto sempre una produttività tale, senza niente togliere agli sforzi dei tedeschi di stare nei parametri, di fare sacrifici eccetera, però la Germania ha sempre avuto una produttività tale che gli ha consentito di lavorare da sempre con una moneta forte e quindi di trovarsi nel punto migliore e più vantaggioso sul mercato internazionale, comprare a basso prezzo con una moneta forte e riuscire a vendere lo stesso vendendo a prezzi alti. Questo la Germania l'ha sempre fatto. Il marco era forte ed è per questo che al momento dell'Unione ha imposto un euro forte. È nozione comune che tutti i regolamenti della banca e della gestione dell'euro sono fatti per salvaguardare il valore dell'euro, non per salvaguardare le politiche economiche a favore dello sviluppo e dell'occupazione. Quindi mi avvio velocemente alla conclusione dicendovi che ho saltato di riferire sul rapporto di stabilità finanziaria che qualche settimana fa è stato pubblicato dalla Banca d'Italia e che vi riassumo dicendo che è un rapporto assolutamente preoccupante nei confronti dell'andamento del sistema reale e della soluzione dei problemi finanziari. Mi avvio invece alla conclusione facendo questo ragionamento. Praticamente e saltando anche una cosa che avevamo messo in premessa, cioè le diverse visioni che la teoria economica ha avuto su questi argomenti e che si sono sempre confrontate e sulle quali fino adesso ha prevalso una visione monetarista, cioè nel senso che tutte quelle pensiero economico che puntavano a interventi dello Stato nell'economia per sostegno e per l'attenuazione dei cicli sono state praticamente dimenticate a favore di una visione dell'economia che dice: se sostanzialmente eliminiamo tutti i lacci e laccioli, tutti i difetti dal lato dell'offerta, se i cittadini sono dei cittadini modello e non pieni di difetti come sembrano essere tutte le categorie in questo momento, l'economia tende al meglio, tende alla piena occupazione eccetera. Questo è stato dimostrato che non è vero, che anche in uno stato teoricamente così perfetto il sistema economico
tende ad arrivare ad equilibri stabili di non piena occupazione, quindi dove parte della capacità produttiva delle imprese e parte della manodopera non sono occupati. Tutto questo insegnamento, sul quale abbiamo vissuto noi nei giovani anni della nostra vita e sui quali è stata fatta ricca l'Italia, che è stata fatta ricca con queste teorie nel famoso miracolo, negli anni del miracolo economico, tutto questo viene dimenticato. Ieri è stato firmato un atto molto importante, è stato firmato il Fiscal Compact, che sarebbe un impegno delle nazioni a mantenere gli equilibri di bilancio, quindi non solo ad approvare ogni anno un bilancio in equilibrio, ma a rientrare dentro i parametri di Maastricht, diciamo, in tempi relativamente brevi, che per i conti che sono stati fatti per l'Italia già dall'anno prossimo a noi dovrebbe praticamente, solo questa costerebbe una manovra finanziaria di 40 miliardi. Quindi, cioè, ieri è stato firmato un patto che e ieri stesso il nostro Presidente del Consiglio ha detto ha risolto il problema della tranquillità dei conti, da oggi stiamo parlando di sviluppo. Ecco, allora noi siamo tutti ansiosi di vedere queste misure dello sviluppo di cui si parla mai assunto in tantissimi anni, però intanto ieri è stato sottoscritto un patto che verrà ratificato a livello costituzionale, cioè introducendolo in tutte le costituzioni degli Stati europei e quindi mettendo un vincolo grossissimo, che in assenza del fatto che si inventino delle misure di politica economica gestibili dall'Europa, a mio avviso diventa estremamente pericoloso. Ho finito e finisco ricordando che l'articolo 4, oltre che l'articolo 1, l'articolo 4 della Costituzione: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Secondo me questa è un'affermazione alla quale negli anni del dopoguerra ha seguito delle politiche economiche concrete e che oggi va perlomeno messa alla pari di accordi che invece vanno in tutt'altra direzione. Grazie.